Prosegue con grande successo di pubblico la stagione concertistica di Conegliano, che domenica 7 giugno alle ore 21 ha proposto il suo 7° appuntamento, dedicato a Bedřich Smetana, uno dei più importanti compositori della tradizione musicale ceca e figura di spicco del romanticismo europeo. La serata ha visto esibirsi 3 musicisti di grande esperienza e sensibilità artistica: Lucio Degani al violino, Giuseppe Barutti al violoncello e Romeo Salamon al pianoforte. Il programma si è concentrato sul trio Opera 15 in sol minore per violino, violoncello e pianoforte, considerato una delle opere cameristiche più intense e significative dell'autore. Composto in un periodo di profonda sofferenza personale, il trio incarna una straordinaria sintesi di passione, lirismo e forza espressiva, capace di coinvolgere emotivamente l'ascoltatore. Il concerto si è svolto nella suggestiva cornice del chiostro del convento di San Francesco di Conegliano, un luogo di grande fascino storico e architettonico che ha contribuito a rendere ancora più speciale l'esperienza musicale. La performance ha alternato momenti di delicata poesia e raffinata sensibilità a pagine di travolgente energia e intensa drammaticità, in un continuo dialogo tra interpreti e pubblico. Questo nuovo appuntamento conferma il valore culturale della stagione concertistica coneglianese, capace di coniugare eccellenza artistica, valorizzazione del patrimonio cittadino e una partecipazione sempre più ampia ed entusiasta.